Questa è una puntata speciale dopo il TG, dedicato al dopo consultazione elettorale. Vedete, dopo la consultazione elettorale, domani riprenderà il calciomercato per chi attende le notizie di calcio, ma oggi approfondiamo, cerchiamo di capire che cosa è accaduto in questa elezione che ha interessato molti comuni della Calabria. Ieri lungamente ne abbiamo discusso per una lunga diretta che è iniziata alle 12 e è andata avanti fino alle 16:30 e avete sentito proprio dalla viva voce dei protagonisti attimo dopo attimo come andava a disegnarsi lo scenario del consenso in Calabria. Chiamo subito in causa il mio amico e collega del Corriere della Sera Carlo Macri. Grazie Carlo per essere con noi. Tu hai seguito le consultazioni elettorali a Reggio Calabria, quindi hai visto praticamente giorno dopo giorno come dire, disegnarsi questo nuovo scenario. Ti aspettavi il ballottaggio che si è poi verificato, anche alla luce del fatto che guardando i risultati, poi analizzandoli bene, Falcomatà ha perso 25.000 voti dall'ultima competizione elettorale, quindi questo lascia come dire, presagire che in questi prossimi 15 giorni sarà davvero una grande battaglia e caccia proprio all'alleato dell'ultima ora, caccia al voto di chi magari in una prima fase o non ha votato oppure essendo in disaccordo avrà votato da qualche altra parte, no? E tu come la leggi? Sì, grazie Attilio, buon pomeriggio a tutti. Sì, le elezioni di Reggio Calabria hanno evidenziato alcune cose che alla vigilia erano evidenti, insomma. Partendo dal centrosinistra c'era, come dire, il mal di pancia dei reggini per la gestione amministrativa che ha fatto Falcomatà nei 5+1 anni di amministrazione, su due problematiche importanti che ovviamente non sono problematiche degli ultimi anni, ma Reggio Calabria se li porta dietro da tantissimo tempo. Mi riferisco all'immondizia e mi riferisco all'acqua potabile nelle case. Due problemi di cui i reggini cercano di veder risolti da moltissimo tempo. E siccome c'era molto interesse verso questa figura di Giuseppe Falcomatà, un po' come dire l'astro nascente del Partito Democratico calabrese, e allora secondo me Falcomatà ha anche gestito male questa sua gestione, perché i problemi importanti non è riuscito a risolverli. E quindi c'era questo mal di pancia attorno alla figura, attorno al centro-sinistra. Dall'altra parte c'era anche il mal di pancia della vigilia, l'insoddisfazione verso il candidato Minicucci, un candidato che moltissimi a Reggio definiscono straniero nonostante sia nato a Melito Portosalvo, e soprattutto per il fatto che era stato indicato dalla Lega, da Matteo Salvini, anche se lo stesso candidato ha voluto precisare più volte, anche a me lo ha precisato, io non sono un leghista, sono stato soltanto indicato per le mie capacità manageriali. Ma a sentir parlare oggi Salvini, nelle cronache dei giornali nazionali, tiene a precisare il leader del Carroccio che Reggio Calabria è una sua, la figura del sindaco di Reggio Calabria è una sua indicazione, quindi appartiene alla Lega. Questo ha scatenato un po' il malumore all'interno di Forza Italia, il centrodestra. Andaferro magari può raccontarci nei particolari quello che è accaduto. Si è cercato di far fronte alla fine negli ultimi giorni, ma credo che i reggini non abbiano, come dire, digerito questa figura. E poi l'altro fatto che emerge è che il voto disgiunto da ambo le parti, da ambo gli schieramenti, cioè la gente ha votato le liste ma non ha inteso votare il candidato sindaco. Questa è una peculiarità. Io proprio a questo facevo riferimento, Carlo. Questi che hanno votato le liste e non il candidato a sindaco, come si comporteranno adesso nel ballottaggio? È tutta qui, secondo me, la chiave di lettura
di come andrà a finire questa partita a Reggio Calabria, alla quale guardano con particolare attenzione, bisogna dirlo e sottolinearlo, da una parte Zingaretti del PD e dall'altra Matteo Salvini con la Lega, che ha la possibilità di recuperare qualcosa dopo questa stagione delle amministrative che non hanno sicuramente giovato alla Lega, al partito che ha perso insieme al Movimento 5 Stelle. Chi invece sorride dai dati che ha potuto mettere insieme in tutto il territorio nazionale è Fratelli d'Italia, e c'è Vandaferro che saluto e ringrazio come sempre disponibile. Beh, mi pare che portate a casa un bel po' di cose. Intanto un tentativo di affermare una nuova leadership all'interno del centrodestra. Forza Italia, se si esclude la Calabria, il resto d'Italia ha come dire, messo insieme poca cosa, mentre Fratelli d'Italia mantiene un suo costante trend di crescita e questo lascia immaginare magari da qui a qualche mese un consolidamento di questo tentativo di conquista del partito guida all'interno della coalizione. Beh, devo dire intanto buonasera direttore, grazie dell'invito, grazie insomma della possibilità di commentare quelli che sono stati i dati che poi insomma in modo ufficiale sono arrivati in molti casi anche stamattina alle 7, ma devo dire per quanto ci riguarda come Fratelli d'Italia felicissimi del risultato, un risultato che ha visto l'unico partito in Italia che è cresciuto ovunque, che è cresciuto anche in realtà, devo dire, che sembravano delle roccaforti inespugnabili, penso insomma alla guida con Francesco Acquaroli, il mio compagno di banco qui alla Camera, oggi governatore delle Marche, per la prima volta il centrodestra governa quella regione, ma numericamente oggi un dato molto forte è quello che sta nel fatto che 15 regioni italiane contro le 5 sono amministrate dal centrodestra, quindi un favore popolare, un grande risultato, credo, di gradimento nei confronti della leader Giorgia Meloni, che ha dimostrato con la sua coerenza, con insomma, il suo essere sempre comunque chiaro, ma onorare soprattutto gli impegni con gli elettori. Ovviamente insomma, il risultato calabrese è un risultato importante che vedrà dei ballottaggi importanti, Reggio, Crotone, Castrovillari, San Giovanni in Fiore, e nello stesso tempo devo dire ho trovato spesso, noi sin dall'inizio abbiamo comunque sulla base del nome fatto dalla Lega con Minicucci a Reggio, perché abbiamo pensato che è una città che in questo momento non ha bisogno di vedere da dove arriva il candidato, dove è nato, dove è residente, ma che ci sia qualcuno che abbia delle capacità anche amministrative, perché parliamo di un comune con gravi problemi finanziari, parliamo di una città dove l'acqua potabile non c'è in tutti i quartieri, le strade dissestate, rifiuti per i quali ho fatto anche un'interrogazione al Ministro della Difesa, perché comprendo che adesso l'esercito, strade sicure, viene utilizzato prima al posto dei bidelli per spostare i banchi, adesso per raccogliere i rifiuti, ma in questi casi bisogna capire se c'è un timore anche rispetto alla gestione dei rifiuti, eventualmente dove la criminalità organizzata si può essere infiltrata, quindi grande chiarezza. Io credo che voglio chiedere subito questo, ma guardando il voto e leggendo l'andamento del consenso, a suo giudizio la coalizione del centrodestra ha risposto, gli elettori del centrodestra hanno risposto compatti, hanno accettato la candidatura scelta dalla Lega? Mi risponda sinceramente. Io credo intanto che il nostro è un elettorato che ci vuole vedere sempre e comunque uniti, cosa che purtroppo nel caso di Fratelli d'Italia insomma dimostra sempre e comunque lealtà in tutte le realtà calabresi e non soltanto. In altri casi, devo dire, non siamo stati proprio così uniti. Nel caso di Reggio Calabria sicuramente c'è stato un iniziale attrito con parte di Forza Italia, risanato ampiamente, ha risposto anche sulla base, secondo me, di un ritardo nella partenza delle candidature, dove c'è uno spaccato di centrodestra che è spostato con la Marcia No, voglio ricordare la lista della Fiamma, quindi una parte di elettorato che in qualche modo ha guardato alla candidata con la quale insomma aveva in qualche modo messo in piedi un confronto. Io credo che i cittadini debbano giudicare rispetto ai 5 anni del governo Falcomatà sulla base delle risposte, sull'oggettiva vivibilità di una città straordinaria
e soprattutto voglio ricordare a me stessa che fino a pochi mesi fa, insomma, il governo centrale c'era sempre e comunque una parte, oggi è PD 5 Stelle, ma il governo regionale era a guida comunque di centrosinistra, quindi grandi risultati non mi pare ce ne siano stati anche in termini di gioco di squadra. La fermo un attimo perché voglio far entrare nella discussione Domenico Bevacqua. Il PD in questa competizione elettorale ci si giocava tanto, qualche errore Martiano l'ha commesso, per esempio penso alla guerra fatta a De Luca, per esempio in Campania, perché lo stesso Zingaretti non gradiva che fosse lui il candidato, quando poi De Luca ha stravinto, la stessa cosa per Emiliano in Puglia, e poi il PD, entrando in ambito locale, la situazione per esempio che si è verificata a San Giovanni in Fiore, una città dove da sempre il PD ha avuto una sorta di roccaforte, non è stato nell'ultimo periodo, però un elettorato di riferimento lo ha sempre avuto. Si è agganciato a Castrovillari dove il candidato va al ballottaggio, è stato sonoramente sconfitto a Crotone dove addirittura non si è riusciti a trovare la quadra e a quel punto è scomparso anche il partito dal radar dell'attenzione degli elettori. L'ultima notizia che non farà piacere, non so se fa piacere a Domenico Bevacqua, è che il commissario Graziano in Campania non è nemmeno riuscito ad entrare in Consiglio regionale. Insomma, ci sono notizie buone e altre sicuramente da cancellare in questa fase, o no? Lei che dice? Ma, innanzitutto grazie per l'invito. Mi lasci, come ha fatto Vandaferro, dire che noi siamo molto contenti e soddisfatti del risultato elettorale del PD a livello nazionale. Vorrei ricordare anche alla Ferro che siamo il primo partito in ogni regione d'Italia, tranne il Veneto. Abbiamo tenuto regioni che fino a poco tempo fa sembravano non possibili, mi riferisco soprattutto alla Puglia, e quindi credo che non possiamo che essere soddisfatti e contenti del voto a livello nazionale. Poi lei faceva alcuni riferimenti che a me non risulta, faccio parte della direzione nazionale del partito, non ho mai discusso della possibilità di non candidare Emiliano e De Luca. È stato un dibattito magari sui giornali, però politicamente all'interno del partito non si è mai messo in discussione il consenso, la forza, l'autorevolezza di De Luca ed Emiliano. Tanto che siamo stati in prima linea a sostenere la candidatura, siamo il primo partito in Campania e in Puglia, quasi intorno al 20%, quindi sono tutti dati positivi. Poi c'è la Calabria, dove ancora paghiamo uno scotto legato alla mancanza di leadership di gruppo dirigente, perché come lei ben sa siamo ancora commissariati in Calabria. Lei faceva riferimento a Stefano Graziano e mi dispiace che non sia stato rieletto in Campania, mi dispiace di cuore perché era un amico autorevole, che è un bravo consigliere regionale, però credo che ogni competizione elettorale ha le sue difficoltà, alla sua particolarità, e mi dispiace molto che Stefano non ce l'abbia fatta, però credo che da oggi il PD in Calabria lo abbiamo già fatto durante la fase delle regionali, mettendoci cuore, anima, credibilità, rinnovamento e innovazione nelle liste. Io credo che noi lo faremo, continueremo a farlo nei prossimi giorni, anche avviando la fase congressuale con il congresso regionale. Ci aspettiamo da Roma nei prossimi giorni la partenza ufficiale della fase dell'iter procedurale per il congresso regionale, e dimostreremo che anche qui in Calabria c'è un gruppo dirigente oggi capace, che grida meno forse e ha più umiltà rispetto a qualcun altro, ma che vuole svolgere un proprio ruolo di incisività, di collaborazione nel caso in cui ce ne fosse bisogno con questa giunta regionale, viste le emergenze che abbiamo, visto anche ad esempio la possibilità, l'opportunità che ci è offerta dal Recovery Fund. Noi saremo uno spirito di collaborazione con questo governo regionale, ma sicuramente metteremo in campo un progetto di cambiamento del partito, di approccio alla società,
di ricambio dei gruppi dirigenti e soprattutto di rispetto verso i nostri territori, perché vorrei ricordarlo a tutti che l'unico partito radicato capillarmente sul territorio è il Partito Democratico. Lo fermo adesso, la fermo qui. Carlo, il caso del PD, Crotone e San Giovanni in Fiore, dammi una tua chiave di lettura. Non ho sentito la domanda, scusami. No, ho visto che sorridevi mentre si parlava del... No, non sentivo quello che diceva l'onorevole, non sono riuscito a sentire. Ah, ecco, proviamo a dare una lettura del caso, per esempio, che si è verificato a Crotone e a San Giovanni in Fiore per il PD. Beh, guarda, il PD ha un male... si porta dietro dei problemi non da oggi, insomma, non dimentichiamo che questo è un partito che da 4 anni, non vorrei sbagliare, è commissariato e non riesce a darsi un segretario, già questa la dice lunga. Dopodiché, partendo dalle elezioni regionali, c'è stato sempre un tira e molla, dei contrasti, delle diatribe interne a questo partito che hanno nociuto, non hanno certamente fatto bene al centro-sinistra, in particolare al PD. Quello che è successo a Crotone, città come San Giovanni in Fiore, un tempo roccaforte della sinistra, è un fatto, secondo me, su cui i vertici del partito, ma non quelli regionali, perché non ci sono vertici regionali, i vertici del Partito Nazionale, se hanno a cuore le sorti di questa regione, debbono interrogarsi, così come si devono interrogare su Reggio Calabria. Ora, noi non abbiamo la tendenza il PD non ha la tendenza a formare delle nuove generazioni, si arrocca sempre sulle vecchie figure e questo è secondo me un passo indietro della politica ormai degli anni 2000. A Crotone dopo le regionali si è arrivati allo scontro che non si è mai sanato, devo dire, tra una parte del PD, c'era il segretario il commissario e quindi la quadra non si è trovata, ma secondo me non per ragioni che erano così trascendentali, per ragioni secondo me anche di uomini, di alleanze. La stessa cosa a San Giovanni in Fiore. Come si fa a perdere un comune le cui tradizioni sono state sempre rosse? Bisognava sedersi a un tavolo e lasciare da parte quelli che sono stati i problemi di sempre e cercare di riorganizzare un partito. Solo così, a mio avviso, questo partito in Calabria, che vabbè è un partito in ascesa, Reggio Calabria ha raggiunto il 10%, però io mi interrogo su chi sono gli uomini, le identità che possono dare una svolta, che possono creare le basi per una nuova formazione di centrosinistra. Io su questo vorrei che qualcuno rispondesse. Carlo, ma è chiaro che il PD calabrese sta affrontando un viaggio, un passaggio, una transizione da un modo di gestione ad un altro. Il problema è che c'è sempre questa figura del commissario, quindi ci sono sempre questi diktat romani che impediscono poi alla fine a una nuova classe dirigente di autodeterminarsi, di organizzarsi, di dare voce al territorio, perché siamo sempre alle solite e in ogni competizione elettorale il partito purtroppo si trova a dover convivere con questi problemi. Bisogna decidere una volta... Una volta il partito aveva una base che si faceva sentire, adesso non c'è manco più la base in questo partito, io non lo so. Direttore. Poi Bevacqua risponde su questo passaggio di Macri. Torniamo a Vandaferro. Insomma, anche in Calabria Fratelli d'Italia mostra di aver assunto una sua dimensione dalla quale la coalizione non può prescindere, perché porta voti, porta consensi e sta man mano guadagnando postazioni e posizioni a danno e a discapito forse delle altre forze politiche. Ma qual è l'elemento di novità, a giudizio di Vandaferro, che fa sì che Fratelli d'Italia sia diventata una forza così attrattiva? L'elemento di novità, secondo me, è avere il coraggio di non entrare né nel Conte 1 né nel Conte 2, di non
per un interesse insomma fine a se stesso, a qualche persona insomma occupare una poltrona. Ribadisco, avere la coerenza, studiare i problemi, fare le proposte e soprattutto avere un contatto diretto con la gente, perché credo che questo insomma distingue i partiti dai movimenti piuttosto che dalle associazioni, anche con quella capacità di fare alcune volte scelte, devo dire, impopolari. A questo secondo me si aggiunge anche quella capacità, e devo dire per un partito, ma non c'è nessun partito immune purtroppo da alcuni dispiaceri, e io non sottaccio mai con ciò che è accaduto, vedi nella città di Reggio per quanto riguarda Fratelli Italia, ma anche quella capacità di prendere posizione e in qualche modo una posizione netta e chiara per dire da quale parte stiamo. Io credo che questo sia alla fine il mix che vede un partito, mi dispiace smentire Bevacqua, che ritiene che solo il PD, no, noi veniamo da una storia dove insomma con grande chiarezza sia quando eravamo MSI, quando siamo stati Alleanza Nazionale, ma a seguire insomma partiti radicati dove ci sono uomini e donne sui territori, devo dire liste anche che vedono tanti giovani, tante nuove proposizioni. Non ci interessava sfondare il tetto di cristallo, ma avere una qualità nel consenso, perché credo che il consenso in questo momento deve essere rappresentato dalla qualità, e chi più dei cittadini che sanno chi vanno a votare possono in qualche modo determinarla. Rispetto invece alle regionali Campania e Puglia, devo dire sono state due fattispecie dove intanto voglio ricordare che adesso Fratelli Italia, che qualche anno fa insomma era al 3%, oggi in qualche modo insomma è il primo partito in Campania, una regione certamente non facile per quanto riguarda noi, ma tutti i governatori uscenti sono stati facilitati dalla famosa emergenza Covid. Poi abbiamo avuto insomma delle specificità, vedi in Puglia, io ho girato sia Marche che Puglia che Campania, dove insomma a fine ventennio, e questo un po' mi ha lasciato, considerato il pregresso lavoro del governatore emiliano, dove insomma sono state sfornate un mare di assunzioni sia nella sanità e non soltanto nella sanità. Io credo che questa non sia una competizione a prescindere sana, seppur magari seguendo le norme, ma che i cittadini debbano avere una politica che li liberi dal bisogno. E ovviamente l'augurio è quello di crescere sempre più, ma di crescere non solo per aumentare i consensi, ma per moltiplicare le idee. Crotone ne è un esempio. Voglio anche ribadire che noi siamo all'opposizione al governo nazionale, ma non gestiamo in termini di regionali, tolto ovviamente la postazione di un assessore, nessun sottogoverno né grandi numeri. Quindi devo dire il nostro è un risultato importante, un risultato non più importante degli altri alleati, ma che certamente è fatto anche, fra virgolette, come è giusto che sia, con pochi strumenti, ma gli strumenti che credo si debbano usare nelle piazze, nelle strade per convincere la gente. Allora, Bevacqua, pronto a rispondere? Mando un minuto di pubblicità e torniamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta. Mimmo Bevacqua doveva rispondere anche a ciò che ha sottolineato nel suo intervento il mio amico e collega Carlo Macri. Sì, io brevemente, per dire che l'analisi fatta dal dottor Macri è un'analisi che condivido appieno, però sfugge un piccolo particolare che non ha evidenziato nella sua riflessione, cioè che il Partito Democratico ha iniziato da un po' di tempo in Calabria un percorso nuovo che si sviluppa durante la fase della campagna elettorale per le regionali, con la scelta di rottura rispetto al passato, con delle candidature messe in campo, con un'idea di Calabria diversa, di partito diverso, e quindi stiamo costruendo questo percorso. Ora cosa manca? Manca il congresso regionale, che consentirà a questo gruppo dirigente nuovo, seminuovo, che si propone alla ribalta, lo strumento necessario per poter agire sul territorio. Perché fino a quando non rompiamo le ambiguità presenti sul territorio, e mi riferisco anche a Crotone, dove il PD non ha appoggiato nessuno, il PD non ha fatto la lista per le ambiguità a cui faceva riferimento poco fa il dottor Macri. Queste ambiguità bisogna romperle e dire basta con chi pensa di stare con una scarpa qua e una scarpa dall'altra parte.
Il PD nasce, si rafforza, diventa credibile e autorevole se fa chiarezza negli uomini che lo guidano, che allarga il recinto e non si chiude nel recinto, che diventa interlocutore nella società civile e che inizia a fare le battaglie che i nostri elettori, i nostri iscritti si aspettano da un gruppo dirigente che vuole ritenersi tale. Quindi dateci un po' di tempo e vi dimostreremo che da qui a pochi mesi celebreremo il congresso regionale con uno spirito unitario e avremo, ci auguriamo di avere alle nostre spalle il Partito Nazionale, altrimenti pretenderemo da loro il rispetto verso la Calabria, verso i calabresi, ma soprattutto verso un gruppo dirigente che ha iniziato a metterci la faccia in questi mesi, con crudezza, con onestà, con umiltà, ma con la forza necessaria per capire che in Calabria il PD può diventare soggetto interlocutore se si rompono alcuni meccanismi del passato. Noi ce la stiamo mettendo tutti, ci stiamo provando, ma chiediamo anche a voi di darci una mano, perché spesso vediamo che ponete al centro del dibattito i soli temi, il vecchio, la capacità di rinnovamento, cioè questo, allora, aiutateci anche voi a far crescere questo humus culturale diverso nel Partito Democratico e vi dimostreremo, mi auguro, ci auguriamo come gruppo dirigenti, io parlo adesso del Consiglio regionale, di essere bravi e di diventare interlocutori nella società civile, di stimolare la partecipazione all'interno del Partito Democratico e di fare spazio alle tante energie fresche, alla cosiddetta linfa nuova, che non aspetta altro, un partito rinnovato, aperto e plurale. Quindi io volevo rispondere al dottor Macchi con parole chiare e nette per dire che noi siamo pronti alla sfida. E siamo pronti alla sfida e aspettiamo e pretendiamo da Roma, dal Partito Nazionale, rispetto, riconoscenza dei ruoli e l'avvio della fase congressuale. È un impegno che prendo. Se entro 6 mesi in Calabria non si celebrerà il congresso generale, allora io chiederò scusa ai tanti amici che oggi ci stanno seguendo in questa diretta televisiva. Quindi noi siamo pronti alle sfide, siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità e siamo pronti a svolgere un ruolo propositivo, utile alla Calabria e ai calabresi. Carlo, questo, quindi c'è un problema a Roma, insomma, si continua ad esserci questo problema. Io non sento una parola direttore, le ambiguità si rompono sul territorio se c'è chiarezza, se c'è un gruppo dirigente che può e deve scegliere. Non si può mediare come Crotone una parte il segretario cittadino, una parte il commissario, una parte il Partito Nazionale. Ci deve essere una unica linea. Chi ci sta bene, altrimenti vuol dire che non si fa parte di un partito, ma si fa parte di un'altra cosa. Carlo, quindi praticamente rompere questo alone di ambiguità che accompagna il partito nelle scelte, questo mi pare sia il passaggio cruciale dell'intervento di Bevacqua, il quale dice se entro 6 mesi non riusciremo a fare questo, non riusciremo ad avere una sorta di autonomia, quindi se il Partito Romano non dovesse seguire, se il Partito Romano dovesse ancora impedirci di autodeterminarci, allora a quel punto dobbiamo prendere atto che la situazione non può andare avanti così. Questo è il passaggio cruciale. No, ma da questo punto di vista Bevacqua ha totalmente ragione. E qui abbiamo una regione che è allo sbando, il PD è allo sbando. Allora, ripeto prima, c'era una base, fino a qualche anno fa c'erano onorevoli, senatori, segretari, insomma era un partito vivo. Ora improvvisamente questo partito è lasciato allo sbando. Allora che se Roma ha voglia di dare voce a un nuovo partito, a nuova formazione, a una nuova strategia della sinistra in Calabria, che se ne faccia carico. Altrimenti, giustamente, come dice Bevacqua, si fa da soli. Insomma, non è possibile che questo partito resti così in alto mare senza che ci sia una guida, un coordinamento, soprattutto quando si tratta di elezioni regionali, comunali, piccoli centri, grandi centri. Io su questo sono d'accordo su Bevacqua, però bisogna fare in fretta, perché più tempo passa, più mesi passano, e la gente si stacca, si allontana e non la ritrovi più, non riesci poi a darle, bisogna dare dei programmi alle persone, non che li puoi raggruppare, arroccare a questa idea di PD se non c'è una formazione vera, sensibile ai problemi dei calabresi, che sono, come tu sai, miliardi, non è che c'erano solo i problemi, ma il PD è assente completamente da questa regione.
Wanda Ferro, c'è questa tendenza, emerge anche da questa competizione elettorale, che l'elettorato premia cosiddetti governatori forti, no? Cioè l'uomo capace di infondere tranquillità, sicurezza, al quale per esempio i cittadini riconoscono capacità di governo. È il caso per esempio Zaia, il caso De Luca, il caso Emiliano, no, testimoniano anche il fatto che ogni territorio deve autodeterminarsi. Se c'è questa presenza costante, alcune volte vincolante, di un'idea di partito romanocentrico, non si va più da nessuna parte. E gli elettori questo lo hanno detto chiaramente in queste ultime competizioni elettorali che ci sono state. Ecco, chiedo se Fratelli d'Italia ha capito che questa è la chiave di volta per instaurare un nuovo rapporto con i cittadini, oppure se anche Fratelli d'Italia rimane ancora allacciata a questa idea, no, di un partito che ha la sua sede, la sua direzione strategica nella città capoluogo, scusate, nella città capitale d'Italia. No, io devo dire che per quanto riguarda, ecco, Fratelli d'Italia, ovviamente delega la classe dirigente sui territori, lo fa ovviamente nella consapevolezza che probabilmente, insomma, noi conosciamo i nostri territori, i nostri problemi meglio di chi probabilmente, per quanto ha un'ottica abbastanza ampia, ma non li vive, e credo che questo debba essere un po' quello che in qualche modo racchiude anche secondo me l'autorevolezza non soltanto del livello romano, ma che dà voce e dà ovviamente in qualche modo un ruolo reale a chi sta insomma sui territori. Questo avviene quasi sempre, devo dire nei nostri casi c'è una regola, per esempio, che nel momento in cui si candida il commissario viene sostituito per il periodo elettorale, poi se viene eletto ovviamente anche per la fase successiva. Ci sono delle regole, ci sono ovviamente delle linee che andiamo a seguire, ma che certamente condividiamo e sposiamo sui grandi temi, ma anche un reciproco ascolto, altrimenti insomma essere commissariati sempre e comunque i commissariamenti possono essere un breve momento di sala di decantazione e troppo spesso non fanno il bene secondo me di un partito. Credo che questo Giorgia Meloni lo abbia capito. Poi devo dire ha avuto anche una grande capacità, quello di portare in Parlamento la sua generazione, che è una generazione ovviamente di ragazzi che hanno militato, io la chiamo la generazione Atreio, ma che in qualche modo riesce anche ad avere quell'attivismo, ognuno sui territori, rispetto, voglio dire, a Wanda Ferro, coordinato commissario in Calabria, piuttosto che Luca De Carlo in Veneto, ma che ovviamente in qualche modo ci gratifica, ma ci riempie anche di grandi responsabilità. Carlo, ma non credi che questo tentativo di incunearsi e di minare la leadership all'interno del centrodestra di Fratelli d'Italia nei confronti di Forza Italia possa in qualche modo generare in futuro frizioni pesanti all'interno della stessa? Beh, è possibile, sono due forze che in Calabria più o meno vanno di pari passo, insomma, ovviamente c'è chi sgomita per essere sempre primi ed è legittimo da parte di entrambi. Devo dire che entrambi i partiti però sono ben radicati in Calabria, parlavamo prima del PD, a differenza del PD, come diceva Vantaferro, sono ben radicati e soprattutto, come spiegava giustamente Vantaferro, se un commissario va via, se viene cacciato, c'è sempre subito immediatamente un ricambio e questo giova alla politica, giova al territorio, giova ai sostenitori delle coalizioni. E questo significa avere una maturità politica in una regione dove, ripeto, i problemi sono tanti e non si può lasciare una vacanza lunga per anni, perché, ripeto, ci si disabitua all'amore verso la politica, alle esigenze di quello che è la politica. E come dire, lo scontro politico per chi sarà il primo partito in Calabria tra Forza Italia e a Fratelli d'Italia è un fatto che giova alla politica, a entrambi. Certo, in questo momento ci sono delle aree dove
Fratelli d'Italia supera Forza Italia, altre aree dove Forza Italia è ancora più presente, però questo è un sano dualismo, una sana dialettica politica che, ripeto, giova alla coalizione, tant'è che le coalizioni di centrodestra hanno sviluppato delle idee politiche che li ha portati in Italia a sorpassare di gran lunga le regioni a guida del centrosinistra e anche molti comuni. Di questo insegnamento che il PD avrebbe dovuto dare al centrodestra, il centrodestra lo sta dando al centrosinistra. Questa è la realtà. Voglio chiedere adesso a Domenico Bevacqua, ma si era detto non più tardi di qualche mese fa, che bisognava guardare ad una forza di sinistra che andasse oltre il PD, cioè inglobare quei settori della vita sociale, della società civile, come si dice con una brutta parola, e fare in modo di far confluire idee, istanze, iniziative, progetti che in qualche modo abbracciasse tutto l'ex asse molto forte del vecchio centro-sinistra. Poi questa operazione si è fermata di colpo, perché evidentemente è meglio gestire che mettere in discussione il fatto stesso della gestione, cioè un leader a questo punto che fa, dice, oh, attenzione perché qui perdo il mio controllo, e allora facciamo in modo che questa idea, che questo progetto si rallenti quanto più possibile. C'era questa idea però, no? No, guardi, lei fa un'analisi giusta, perché il PD era nato come sommatoria di ex Margherita, ambientalista e quant'altro, e l'idea era quella di diventare un partito a vocazione maggioritaria che diventasse il perno dei riformisti in Italia. Poi, se lei ben si ricorda, anzi sicuramente da attento giornalista, osservatore e politico, abbiamo avuto scissioni in questi anni che non hanno aiutato certamente la crescita del Partito Democratico. Mi riferisco prima alla scissione dei Libero Uguali, articolo 1, poi di Matteo Renzi con la nascita di Italia Viva, che non hanno facilitato, aiutato e supportato il lavoro di crescita del partito, di catalizzatore del Partito Democratico. Però credo che oggi non si può smentire da nessuna parte, non può essere smentito da nessuna parte, che il Partito Democratico è il primo partito, l'unico argine al centrodestra in Italia, alla spinta populista e sovranista guidata da Salvini e anche, ahimè, dalla Meloni. E quindi credo che oggi tutte quelle sensibilità culturali che non vogliono che l'Italia diventi motore populista, sovranista, non possono che guardare al Partito Democratico. I dati elettorali di questa ultima consultazione elettorale e anche la scelta fatta per il sì al referendum dimostra che c'è un gruppo dirigente nazionale che vuole spingere verso le riforme, che vuole innovare le istituzioni, che vuole dare forza a un progetto culturale che guarda ai diritti sociali, guarda all'Europa, guarda alle sensibilità ambientaliste presenti in Italia. Quindi noi siamo fiduciosi, però chiediamo a queste sensibilità, ecco, di avere più coraggio nel scegliere chiaramente, di supportare, aiutare il Partito Democratico a creare le condizioni di un centro-sinistra sempre più largo in Calabria e in Italia, e credo che da qui a pochi anni, io colgo questo dato elettorale con molto interesse, con molto ottimismo ed entusiasmo, perché dopo un po' di anni la spinta sovranista e populista si è fermata in Italia. Se è vero come è vero, dati U-Trend, noi dati Bevacqua, che il Partito Democratico, la sommatoria dei voti presi in 6 regioni dove si è votato, porta il Partito Democratico al 24%, la Lega al 16,8% e, ahimè, Fratelli d'Italia vanta, non sei il primo partito, al 12%, dimostra che c'è quindi una certa attenzione. Ecco, oggi non dobbiamo farla disperdere questa attenzione. E per non disperderla bisogna mettere in campo... Aspetta un attimo, scusa. Vuole rispondere Wanda Ferro?
Io Mi faccia finire sono per qua perché dire. credo ci sia stato un problema di audio, perché ho detto di essere il primo partito, semmai ho detto che siamo il terzo partito, quindi il terzo. Faccio un gesto così magari ti aiuto con labiale e con... No, adesso La è corretto, differenza è hai detto il primo partito, avevi detto. da dove Fratelli d'Italia parte e dove arriva, che è una crescita differente da dove parte il PD e dove sta arrivando il PD. Per di più che tu parli, cioè quando sottolinei populisti, affinché amici sovranisti, ci può stare, ma voi governate con i 5 Stelle, cioè ve ne siete detti di tutti i colori, che hanno fatto del populismo e del mal di pancia della gente, ovviamente dovuto a, sicuramente quando dico mal di pancia, a delusione della politica, tutta quello che si vuole, ma per una poltrona siete incollati e non c'è un provvedimento sul quale siete d'accordo, non c'è, e quindi insomma dire populisti, no, io direi facciamoci prima una bella analisi ognuno a casa propria da questa analisi, perché se il problema c'è, e non credo che sia un problema, caro Bevacqua, che riguardi soltanto il Veneto, piuttosto in effetti voi governate a livello nazionale, poi nei centri ovviamente non sarebbe stato determinante visto l'esito dei 5 Stelle, che però ha eletto credo 18 parlamentari in Calabria, poi sui territori vi dividete, quindi vi dividete nel PD, vi dividete con i 5 Stelle, però governate a livello nazionale, per carità di Dio, sarebbe ora di tornare e di dare voce al popolo sovrano. Non c'è un solo, io dico un decreto che non sia passato con la fiducia, perché è normale, è chiaro che se si parlano linguaggi diversi, poi pur di star là c'è bisogno di questo istituto che secondo me è veramente una cosa indecorosa, considerato che non è passato uno senza che fosse posta la fiducia stessa. E allora Bevacqua, ecco, se io non amo mai entrare a casa degli altri, io faccio un'analisi, siamo il terzo partito, siamo un partito che non ha ceduto per nessuna poltrona, siamo un partito che quello che ha detto ha fatto, siamo un partito, come diceva, e io ringrazio Macri, con una bella dialettica interna. Sicuramente ognuno corre con la propria maglietta, ognuno corre con gli strumenti che ha, ma noi alla fine insomma un solo potere riconosciamo, che è quello del popolo sovrano. Dove andiamo non andiamo nominati, non andiamo per inciuci e sicuramente non andiamo con chi il giorno prima ci ha ammazzato o che abbiamo ammazzato. Bevacqua, devi rispondere. Io non capisco perché Wanda si è innervosita. Io sto facendo un'analisi politica obiettiva, oggettiva. Poi vorrei Parli ricordare... di populismo, vivi con i 5 Stelle. Scusa, populismo sovranista, penso che la Lega sia respiratore a livello europeo di questa ma non Fratelli sovranismo. d'Italia, quindi può esserlo la Lega, ma certamente Ma non non siete Fratelli alleati, d'Italia. scusami Wanda, non siete alleati. La differenza tra noi e tutto il resto del mondo, ribadisco che noi rimaniamo alleati, non a caso abbiamo fatto il patto anti-inciucio, per evitare che quello che è avvenuto nel PD o precedentemente anche con la Lega e i 5 Stelle possa avvenire nel futuro, perché io credo che quello che ci porta non è essere populisti o non populisti, che porta il risultato di crescita, che almeno la gente dice queste persone dicono una cosa e fanno quella cosa, il giorno dopo non si rimangiano Questo ciò lo che hanno vedremo, detto Wanda, e soprattutto ciò che hanno promesso. No, stavo dicendo, quindi noi siamo soddisfatti del risultato elettorale perché cambieranno anche, me lo auguro, i rapporti di forza all'interno di questo governo, perché noi non nascondiamo che abbiamo fatto un governo con chi fino al giorno prima aveva spallato del PD e di quant'altro, come l'ha fatto prima Salvini con i 5 Stelle. Ma noi abbiamo un interesse unico, il bene del paese, perché sapevamo che se fossimo andati al voto regalavamo l'Italia ai sovranisti e se volete il bene del e noi paese, ci siamo assunti però, questa responsabilità nei confronti dei cittadini, se perché volevo volete il capire bene che, del paese, iniziate cara a fare Wanda, una adesso fammi battaglia rispondere però, sui Wanda, temi scusami, importanti, fammi rispondere giustizia, Wanda, scusami. scarcerazioni, Io perché reddito di volevo capire, cittadinanza scusa alle Ivano, volevo cosche. capire che fine avevamo fatto l'Italia nella vicenda Covid se noi avessimo consegnato il paese ai sovranisti. Che fine avremmo fatto in Europa? Oggi invece siamo contenti di aver riportato i 5 Stelle una visione europeista e di aver cambiato tante proposte ai 5 Stelle. E noi siamo contenti di aver fatto questo lavoro, di far maturare all'interno di quel movimento in una parte importante una cultura di governo.
Per questo avete corso insieme in Toscana, per questo avete corso insieme in Calabria. Di che stiamo parlando? Qual è la convinzione che si è... Nel Paese Italia non parliamo delle cose locali, nel Paese Italia, quindi siamo contenti di aver fatto, di aver dato, di aver contribuito da tanti territori, Toscana, di aver fatto crescere una cultura di governo in quel movimento, e siamo certi che da qui a poco tempo questa cultura di governo aiuterà anche a un'alleanza più larga sui territori con i 5 Stelle, perché noi sappiamo che il PD non è autosufficiente per sconfiggere i sovranisti e i populisti, c'è bisogno dell'altra gamba, e stiamo cercando con fatica di allargare la coalizione e di far crescere nell'ambito di questo movimento nato in maniera anche antipolitica, antiparlamentarismo, di far nascere una cultura di governo che possa trovare una sintesi, una sinergia con chi si oppone al sovranismo e al populismo. Questa è la sfida che porta avanti. La perdiamo? Bene, ma questo credo sia la vera sfida. Non dico che la perdete, dico soltanto che non siete d'accordo su nulla. Dico un'altra cosa. Tu dici che siete d'accordo su tutto e che avete maturato il percorso. Assolutamente, non dico che non siete d'accordo quasi su nulla. Te lo posso garantire. Ma lo puoi chiedere ai tuoi colleghi, insomma. 190, sulla visione del paese siamo d'accordo, sulla difesa dell'Europa. No, io parlo di quello che vivo a Roma. Sono i pilastri della visione del paese. A Roma si vive la visione del paese. Come? Non ho sentito bene, Panta. Dico a Roma, io dico Roma, e Roma si vive la visione del paese, non è che si vive la visione del quartiere. Io ti dico che sul 90% di tutto ciò che arriva sia nelle commissioni sia in Parlamento purtroppo non c'è questa condivisione, quindi io penso che alleati bisogna essere se sono più le cose che uniscono che quelle che dividono. Sinceramente ad oggi io non ho visto le cose che uniscono, ma ho visto solo quelle che dividono e che si superano per rimanere seduti su una poltrona. Bene. Allora, senti Carlo, ma secondo te... Io mi dispiace perché volevo ascoltare questo acceso dibattito interessante, ma non lo posso ascoltare. Senti Carlo, ti faccio questa domanda. Secondo te il governo regionale ha inciso in queste amministrative o no? Il modello? No, il governo regionale ha inciso in queste amministrative o no? Certo, certo che ha inciso, secondo me. Ha inciso nel bene e nel male. Nel senso che io ritengo che sul Reggio Calabria c'è stata, non diciamo cose inedite, c'è stato questo scontro tra, per esempio, Forza Italia, lo stesso Minicucci, la Lega. Minicucci disse a me in un'intervista di una settimana fa che lui avrebbe superato il 50%, precisamente avrebbe vinto col 52%, era quasi certo di questo dato. Evidentemente all'interno della coalizione c'è stato qualcosa che non è andata per il verso giusto e ovviamente le responsabilità, visto che la regione è guidata da un centrodestra, bisogna anche spalmarle sulla politica, sugli elettori, sugli assessori, sui consiglieri regionali. Ovvio. Dall'altra parte, come dicevamo prima, Falco Matà si è difeso da solo, come posso dire, non aveva un grande partito alle spalle che potesse dargli una spinta necessaria, anche se questo è stato, come dire, una colpa che ho sentito ieri da molti esponenti del centrodestra. Loro erano molto insoddisfatti dalla campagna elettorale che per esempio la Lega ha fatto a Reggio Calabria. Qualcuno diceva: ma come, hanno indicato il candidato sindaco e nessuno dei leghisti importanti, quindi si rivolgevano a Matteo Salvini, è sceso per fare campagna elettorale. Dall'altra parte invece sono scesi quasi tutti i big, che in qualche maniera potrebbero aver influito, no, la loro presenza sul risultato elettorale. Però certo che su Reggio Calabria, che è il punto nevralgico in queste elezioni, e quello che accadrà fra 15 giorni poi lo vedremo, si gioca una partita importantissima da ambo le parti, perché se la Lega pensava di mettere la bandierina sulla prima città metropolitana del sud e non l'ha fatto al primo turno, insomma ci dovrà lavorare anche al secondo. E la stessa cosa su Falco Matà: perdere una città metropolitana a guida centrosinistra
è un fatto secondo me eclatante all'interno della struttura del centro-sinistra calabrese, e non solo, perché ripeto, è sceso Zingaretti, sono scesi i big del partito, quindi evidentemente Reggio Calabria è un punto fermo, una roccaforte importante da salvaguardare. Evidentemente io spero che in questi 15 giorni da ambo le parti, insomma, ripeto, sempre per quella sana dialettica politica, si possa trovare un equilibrio e quindi dare ai reggini la possibilità di scegliere al meglio. Allora, guardate, mando 10 secondi di pubblicità, poi voglio chiedervi un vostro giudizio su questi primi mesi di governo regionale, quindi tra pochissimo, dopo la pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in studio, vi intratterrò altri 5 minuti, dico ai miei ospiti. Partiamo da Mandaferro, ho chiesto il giudizio su questi primi mesi di governo di centrodestra in Calabria. Qual è il tuo giudizio? Allora, considerato ovviamente che l'insediamento del governo di centrodestra guida Iole Santelli è coinciso, ahimè, con questa tremenda pandemia, sicuramente un giudizio positivo, un giudizio che auspichiamo possa continuare nel tempo rispetto insomma, ad affrontare i tanti temi con determinazione e con forza, ma voglio sottolineare, ecco, che forse quel po' che manca è quel gioco di squadra in più che servirebbe, credo, a fronteggiare tanti temi e le tante criticità. Per un verso ovviamente la pandemia è stata affrontata, devo dire, in modo egregio, per un altro è stata anche una forma di scudo e spada rispetto ai tanti temi che però da qui a breve dovremo fronteggiare. Personalmente ritengo che sia un lavoro che sta facendo con grande competenza sia Iole Santelli sia ovviamente la sua squadra. Niente, teniamo le dita incrociate, perché in questo momento mi ha fatto molto piacere il passaggio anche di Bevacqua nel dire collaboriamo sui grandi temi. Io credo che la necessità importante sia quella di affrontare e fronteggiare le tante emergenze calabresi. Lo si può fare con, ovviamente, al di là delle appartenenze, con scelte importanti e soprattutto, ribadisco, per me il gioco di squadra è fondamentale sempre e comunque, no? Come diceva Michael Jordan, col talento vinci la partita, col gioco di squadra vinci il campionato. Non stiamo parlando di un campionato, ma stiamo parlando ovviamente di una sfida importante che guarderà allo sviluppo, che guarderà insomma ai cittadini, a partire da quel requisito minimo di dare una sanità che sia una sanità giusta per tutti, la possibilità di non dover emigrare. Pensavo in questi giorni, che ho viaggiato anche per Comuna il Sud, purtroppo ci accomuna il dover emigrare per curarci, il dover emigrare per studiare, in molti casi ove non ci sono alcune specializzazioni, perché noi grazie a Dio abbiamo delle importanti università calabresi, ma molte volte dobbiamo e soprattutto emigrare per lavorare. E allora, avanti tutta, insomma, devo dire, mi rimane solo un'unica perplessità rispetto ad una proposta che ribadisco anche oggi, perché secondo me oggi più che mai è importante pensarci un centro Covid regionale. All'epoca io lo dissi, i contagi ahimè ci sono, auspichiamo che non ci sia un incremento tale da averne necessità, ma bisogna ragionare con lungimiranza e secondo me tentare di sposare insomma delle tesi che vedono insomma qualche preoccupazione da parte degli scienziati nel merito. Bevacqua invece, il giudizio che dà? Ma a me verrebbe da dire non benvenuto, chi l'ha visto, nel senso che in questi mesi ritengo paradossale, ma è così, questo governo si salva grazie al Covid, altrimenti io sfido un calabrese a dire in questi 8 mesi un'idea lanciata da questa maggioranza, tranne forse il cortometraggio di Muccini. Non ricordo iniziative serie. Stiamo incalzando la giunta regionale da molti mesi su temi fondamentali per la Calabria. Abbiamo chiesto cosa intende proporre il governo regionale al governo nazionale sul Recovery Fund, cosa intende fare il governo regionale sul MES, cosa intende fare il governo regionale sull'emergenza sanitaria, cosa pensa il governo regionale sui fondi comunitari, sulla nuova programmazione dei fondi comunitari. Cioè, tutte domande senza risposte.
ma non al PD, ma credo alla Calabria, perché in questi giorni noi abbiamo avviato un confronto con i sindacati, con le associazioni di categoria, con gli imprenditori, tutti quanti ci dicono la stessa cosa. Dobbiamo lavorare insieme per spingere questa regione. Dobbiamo capire come stimolare il governo regionale. Noi vorremmo farlo pure, perché ripeto, prima viene la Calabria, dopo vengono gli interessi dei partiti. Per farlo però c'è bisogno di ascolto reciproco, di coinvolgimento reciproco, di un senso di responsabilità che non vedo in ampi strati di questa maggioranza, che io riconosco che la vedo troppo sfilacciata al proprio interno. Non c'è un filo conduttore politico che li tiene insieme, c'è solo, ecco, voglio dire all'amica Wanda, c'è solo questa poltrona che li tiene insieme. Diciamocelo chiaramente, questo è oggi lo stato di questa maggioranza e di questo governo regionale. Bevacqua, ma tu fino a ieri dove eri seduto? In Regione Calabria, avete avuto 5 anni. Tu mi dici l'emergenza Covid è la prima volta nella storia che si affronta una pandemia con il sistema sanitario che abbiamo ereditato. Perché lo abbiamo ereditato questo sistema. Poi perché non dire i bandi a supporto delle imprese? Perché non lasci completare? Perché, scusami, direttore. Non voglio litigare con te, Bevacqua, però no, devi dire verità. Una cosa diversa, Wanda. Io stavo continuando, ma non voglio inveire su questa maggioranza, perché le responsabilità di questo stato di cose sono degli ultimi 20 anni di governo regionale, destra e sinistra. E recuperiamo uno spirito di squadra, di insieme, e ragioniamo su come aggredire le emergenze che abbiamo. E soprattutto infatti ho detto che ho apprezzato questo tuo, l'ho apprezzato. Abbiamo un'opportunità mai avuta, che sono la flessibilità sui fondi comunitari, quindi sulla programmazione, e soprattutto sull'utilizzo dei recovery fund e sul MES. Quindi capiamo però Bevacqua, me la permetti, visto che sono una femminuccia, per galanteria una sola cattiveria. Ma prima io apprezzo intanto questo spirito collaborativo, l'ho premesso prima, e ti apprezzo molto per questo tuo spirito veramente costruttivo. Però voglio dire, mi pare che c'è un'opposizione che aveva un leader da me, tra parentesi, stimatissimo come Pippo Callipo, che al suo interno ha avuto problemi ed è dovuto scappare dalla Regione Calabria, o ha scelto di andare via, per essere più, devo dire, esatta. E quindi mi parlai di sfilacciamento nella maggioranza, quando una cosa è chiara, che quando si è all'opposizione almeno là si è compatti, e mi sembra che la predica venga da un pulpito che non ci sta molto. Io ho risposto a una domanda fatta dal direttore, che mi diceva qual è il suo giudizio sul governo regionale e sulla maggioranza. Se poi devo parlare dei problemi della minoranza, ne parlo pure tranquillamente, perché paghiamo un prezzo enorme con le dimissioni di Callipo, che ci costa tanto in termini di immagine e di immagine di cosa. Ma parliamo di cose. Se devo parlare di Callipo, parlo di Callipo. Io ho risposto a una domanda. No, io rispondo allo sfilacciamento che hai detto tu, che c'è nella maggioranza, quindi ti ho replicato. Se c'è nella maggioranza non ci dovrebbe. Basta partecipare a qualche riunione e lo vedi anche tu, praticamente lo vedi. Cioè non è che lo dico io lo posso dire perché sono dentro. Sono capogruppo del PD e quindi partecipo alle varie riunioni e mi rendo conto plasticamente di alcune difficoltà, ma è oggettivo, ci sta, una maggioranza si discute, ci si confronta, ci si anche cazzia, no? Scusami la volgarità, però ci sta, non è che voglio dire che. Però è questo oggi. Io di questa maggioranza ho questa impressione, e di questo governo regionale dico: chi l'ha visto? Ecco, questa è la sintesi, la conclusione della risposta. Come si fa a dire chi l'ha visto? Ma come si fa a dirlo? Adesso non voglio essere pesante, ma non lo si può dire. Cioè, veramente affrontare quello che è stato affrontato, chiudere la regione, sostenere gli studenti fuori, riaprire e far rientrare man mano i guarda Bevacqua, che stai obiettivamente. Cioè, la pandemia è una cosa, e questo equivale anche nelle regioni che sono state governate dal centro-sinistra, ma noi avevamo un tessuto debole, noi abbiamo ereditato situazioni non dal centro-sinistra, come dici tu, da 20 anni, tutto quello che vuoi, sti 20 anni, ok?
Però l'ultima eredità è la vostra e il sistema sanitario era quello, cioè voglio dire, io devo dire anche dall'esterno, non sono una frequentatrice della regione, però... questo governo e questa maggioranza, ho detto cose diverse. Come? Ho detto, paradossalmente, questa pandemia ha salvato questa maggioranza e questo governo, altrimenti... È grave dire una cosa del genere, perché una pandemia significa che si può entrare vivi o uscire morti, che significa che abbiamo dovuto chiudere le sale operatorie, che se non si moriva di Covid si moriva di infarto, che i posti erano fittizi perché molti sistemati nelle stesse sale operatorie. Significa comunque dover affrontare un qualcosa dove nessuno, basta i decreti che sfornava Conte, ogni sera sembrava la telenovela, prima ci dava la conferenza stampa, poi ci dava il contenuto del decreto che veniva scritto dopo, quindi pensa le regioni a che cosa sono andate incontro. Ora obiettivamente bisogna dire che da questo punto di vista si è fronteggiato un momento di grandissima difficoltà e al momento lo si è fatto nel migliore dei modi, con gli strumenti che c'erano e con i commissari precedentemente nominati dal governo, da quel governo che ha fatto il decreto Sanità Calabria con i 5 Stelle con i quali il tuo partito continua a governare e che farebbe bene a revocare quel benedetto decreto. Bene, adesso... Non me ne volevi, tanto so che ti sto simpatica, quindi me lo permetti. Senti, allora Carlo, andiamo a chiudere. Dammi tu un giudizio su questi primi 8 mesi di governo della Regione. Sono troppo pochi 10 mesi, indipendentemente se governa una coalizione di centrodestra o di centrosinistra, perché siamo in Calabria, non ci ricordiamo mai. Dopodiché io ritengo che c'è una poca visibilità da parte di alcuni assessori. Questa è una regione dove le forze devono essere messe in campo tutte, ogni giorno, 24 ore su 24. È un lavoro duro, un lavoro che darà i frutti dopo tantissimo tempo. Apro una parentesi, sarebbe necessario adesso concentrarsi sui fondi europei che arriveranno nelle regioni, perché questo credo sia l'ultima possibilità che abbiamo per le imprese, per poter, come dire, avere un rilancio economico necessario a far ripartire la regione. Dopodiché la regione deve comunque focalizzare il proprio interesse verso quello che sono i settori prioritari, principali di questa regione. Parlo dell'agricoltura, parlo del turismo, perché non possiamo immaginare una regione industrializzata, dobbiamo immaginare una regione che si concentri su quelle che sono realtà produttive e siccome non sono tante, ma sono pochissime, 2 soltanto, allora è bene che tutti quanti, anche l'opposizione, perché io ritengo che questa è una regione dove sia necessario l'apporto di tutti, dall'imprenditoria, dalla stampa, dalla politica, di ogni ceto sociale, perché altrimenti questa è una regione che non si salverà più. Allora, grazie a Carlo Macri per essere stato con noi, grazie a Wanda Ferro, grazie a Domenico Bevacqua, siamo stati insieme, abbiamo affrontato temi legati all'ultima competizione elettorale, siamo un po' anche allargati, uno sguardo rivolto al tutto il territorio nazionale, poi abbiamo l'ultima parte l'abbiamo dedicata al governo della regione. È tutto, grazie, ci vediamo domani, arrivederci. Chissà terra brucia come un sole ad agosto, la mi fare diventare niente fumo e tutto arrosto. E quando guardo il cielo, è il cielo più bello che c'è, che quando ti risbigli dici è me. Ci sono posti che su pugni, altri posti su carezze, certe volte su mugugni, altri volte su bellezze. Dico che terra mia, con una virgola si cangiasse, perciò chi ne ci ha messo punto, con una gomma ci passassa. Ero cancellassa, chissà terra nostra, balla tarantella,
si piglia chitarra e suona calavisella, chissà terra nostra fa l'amore cu mare, si stenna la spiaggia e s'asciutta lo sole, chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente ti sparla e poi ci viene a vacanza, chissà terra nostra è sostanza e cultura, chissà terra nostra è senza paura. Telegiornale parla, tante volte cose brutte, di una terra abbandonata e di anime distrutte, eppure c'è gente buona che combatte per ti fa sta meglio, che son chiova almeno giorna che ti dice io ti dugno e non ti pigli. Chissà terra nostra balla tarantella, si piglia chitarra e suona calavisella, chissà terra nostra fa l'amore con mare, si stenna la spiaggia e s'asciutta lo sole, chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente ne sparra e poi ci viene a vacanza, chissà terra nostra è sostanza e cultura, chissà terra nostra è senza paura. A ciopè a ti fa bagno, scendi sotto i bronzi, sagli e vidi l'arco magno, a Roionio le castella, un vale a 1000 cartoline, chissà terre petali rosa e nessuno ci voglio e spine. Ci va più e spina. Chitarra e suona calavisella, chissà terra nostra fa l'amore con mare, poi si stenna la spiaggia e s'asciutta lo sole, chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente mi sparla e poi ci viene in vacanza, e quando cielo è il più bello che c'è, ma quando ti risvegli dici e me.